sono tornato, vieni a riprendermi? Ah, credete che stiamo esagerando? Sentite le storie che abbiamo da raccontarvi. Qua invece siamo a Memphis. Qua siamo alla casa di Elvis. Elvis. E questa era la sua macchina, la sua Cadillac. Sì. E la vostra macchina nel frattempo dove La era? nostra macchina nel frattempo era in un parcheggio a Ferno, vicino alla Malpensa, parcheggiata per 20 giorni. Sicura che era proprio lì? In teoria doveva essere lì. Lì, ovvero al Malpensa Car Parking, uno dei tanti parcheggi privati della zona. Ma non era così. Ci siamo resi conto che probabilmente la macchina era stata usata, erano stati fatti dei chilometri, danneggiata al paraurti posteriore. Abbiamo trovato una parte della portiera del passeggero con un pezzo di plastica rotto e quindi appoggiato proprio per terra, foglie sul pavimento sia dalla parte del passeggero che dal guidatore, fazzoletti sporchi. Fazzoletti sporchi? Sporchi, sì. Che cosa hanno fatto? Guarda, non oso pensarci. E ancora, documenti in disordine, caramelle ovunque, cenere sui sedili e una cinquantina di chilometri in più. Insomma, senza ombra di dubbio, usata privatamente. Ci siamo spaventati tantissimo perché abbiamo detto, cavolo, se l'hanno usata in questi giorni, se succedeva qualcosa, se prendevano delle multe, se facevano degli incidenti, se la finanza li avesse fermati. Ma i danni, chi li paga? Abbiamo mandato una mail al parcheggio ma non ci hanno mai risposto. Dopo circa 1 anno e mezzo, 2 all'incirca, ho letto che questo parcheggio era stato indagato per infiltrazioni mafiose. Come? Infiltrazioni mafiose? Proprio così. Luglio 2019. L'inchiesta Crimisa porta in carcere 34 persone in tutto il nord Italia. Imprenditori, politici e anche parcheggiatori. 3 posteggi erano gestiti direttamente dall''ndrangheta, che attorno allo scalo di Malpensa faceva il bello e il cattivo tempo. Prima o poi capiterà che verrà qualcuno da noi a chiedere: la vostra macchina è stata fotografata piuttosto che indagata perché in quei 20 giorni di agosto qualcuno della malavita locale la stava guidando? Chiuso a luglio, il Malpensa Car Parking ha già riaperto. Nuovo nome, nuova gestione. Mettiamolo alla prova. Consegniamo un'auto in perfetto stato e paghiamo per 1 settimana. All'interno dimentichiamo dei soldi in un portafoglio, un paio di occhiali e un pacchetto di sigarette. E nel baule nascondiamo un localizzatore GPS. La macchina è pronta, cominciamo il nostro test. Il personale è cortese, il servizio veloce. Il giorno seguente simuliamo un rientro anticipato. Sì, buongiorno, sono rientrato prima del previsto. Puoi venire a prendermi? Rientrati al parcheggio, la nostra auto è dove l'avevamo lasciata. Nessuna brutta sorpresa. 0 minuti di attesa all'andata, 6 al ritorno, rimborso dei giorni non consumati e dalla macchina non manca assolutamente niente. L'ex Malpensa Car Parking, poi City Parking, oggi Avio Parking, sembra aver voltato pagina. Ma come si fa ad evitare scocciature come quelle capitate a Michela?
Attorno a Malpensa. Ci sono decine e decine di parcheggi privati. E ancora? 6 parcheggi ufficiali con 15.000 posti auto. Come scegliere? Qui è meglio farsi consigliare. Dove lascio la mia macchina? Nel parcheggio proprio dell'aeroporto, che dicono che è assolutamente serio perché tu paghi un po' di più la tariffa, però chiaramente sei in aeroporto, E lì non mi posizioni succede la tua niente. macchina in quel punto, la parcheggi tu e così come la parcheggi la ritrovi. Ah sì? Siamo proprio sicuri? Questa qui è la famosa macchina. Sì, è proprio lei. Parcheggio P5 della Malpensa, parcheggio ufficiale. Siamo stati via 4-5 giorni e al rientro la sorpresa. Ho visto subito che questa parte del finestrino era stata scassinata. Da lì sono riusciti ad entrare, l'hanno aperta e E cosa avranno mai potuto rubare in un frequentatissimo parcheggio? tutto il resto non è stato distrutto, non è stato scassinato, ma è stato smontato. Tutto. Volante. Volante. Sì. Cioè si può rubare un volante? Si può. E non solo quello. Ecco la fotografia dell'auto scattata da Floriano. Via il volante, via il navigatore, autoradio, la leva del cambio e addirittura gli airbag. E già che c'erano, il seggiolino del bimbo. Totale del danno certificato dalla compagnia assicurativa 27.348 franchi 80. Bel regalo, una bella vacanza. È il prezzo della mia macchina. L'assicurazione di Floriano pagherà fino all'ultimo centesimo. Ma possibile che al parcheggio nessuno abbia notato nulla? Di macchine come la mia ce n'erano diverse nella stessa situazione. Cioè nello stesso parcheggio avevano saccheggiato altre macchine. Sì. Io ne ho contate a memoria 7, 8, 9 nello spazio di pochi metri. Tutte come la mia. E tutte ovviamente con l'allarme squillante. E da parte dei gestori del parcheggio nessuna assistenza. Anzi, abbiamo dovuto pagare il ticket della pattuglia per poter Cioè la uscire. polizia ha dovuto pagare il parcheggio per Sì. venire a soccorrervi. Noi abbiamo dovuto pagare il parcheggio per far uscire la pattuglia. Cosa dice la SEA, la società che gestisce i parcheggi ufficiali di Malpensa? Possiamo definire i nostri parcheggi sicuri visto che la percentuale dei danneggiamenti delle auto è statisticamente attorno allo 0%. E ancora abbiamo investito oltre 1 milione di euro per un piano di intensificazione delle aree sorvegliate da qui al 2021. Test numero 2. Portiamo la nostra auto a un secondo parcheggio privato. Quello con le peggiori recensioni su Google. Il Blue Parking di Magnago. Al nostro arrivo, l'unica navetta è appena partita. Dobbiamo attendere che ritorni. Quarto d'ora e ancora non è arrivata la navetta. Niente, mezz'ora ancora non è arrivata la navetta. Qui rischiamo veramente di perdere l'aereo a sto punto, Eccolo finalmente, 35 minuti di attesa. E ancora una volta torniamo il giorno seguente senza preavviso. Sono dovuto rientrare prima del tempo. Anche questa volta l'auto è lì dove l'avevamo lasciata, anzi addirittura custodita al coperto. 35 minuti di attesa all'andata, solo 9 al rientro, macchina tenuta al coperto, giorni non consumati rimborsati, prezzo finale 5 euro. Soldi ci sono ancora tutti, gli occhiali da sole pure, sigarette ne manca una, ma vabbè dai, visto il servizio offre la casa. Peccato veniale. Ma perché rovistare nel nostro cruscotto? Torniamo da Floriano. Qual è il suo consiglio alla luce dell'incredibile furto subito? Secondo me in questo momento vale forse la pena usare queste strutture
più piccole, più controllate e dove c'è almeno il personale presente. Strutture più piccole con personale presente. In effetti, cosa potrebbe mai succedere? È successo che non trovavano più le auto. Non trovavano più le auto dei clienti? Non sapevano più dove le avevano messe. Dopo 2 settimane di sole, mare e relax a Mauritius, All'Easy Parking di Sommalombardo per Mariella il brusco ritorno alla normalità. Ecco, è questo qui, Sì, è questo. Siamo arrivati lì, c'era il caos totale. Il caos cosa significa? Vuol dire auto, tutte una dopo l'altra, cioè praticamente non potevano uscire, le auto erano completamente messe una vicino all'altra, gente che urlava, era arrabbiata, bambini che piangevano. automobili ovunque e altre disperse. Erano finite sicuramente in altri posteggi o campi o zone abusive, non lo so, ma nemmeno loro lo sapevano. Loro erano un completo tilt, completo, il computer non esisteva. C'era gente che era lì da 12 ore. 12 ore voleva andare a casa, stanca, sfinita. Anche Mariella attende la sua auto 2 ore. A un certo punto io sono andata, sembrava che fosse la moglie del titolare, e gli ho detto: ma scusi, ce la porta sta macchina? E questa è completamente uscita, mi ha proprio spintonato. Nel frattempo, qualche auto viene finalmente ritrovata e consegnata. Danneggiata, rigata, senza specchietto, finestrino rotto, contachilometri con 30, 40, 60 chilometri in più. Poi abbiamo anche richiesto se ci potevano ridare i soldi perché avevamo pagato in anticipo online. Assolutamente niente. Assolutamente no. È l'agosto del 2018. Una ragazza parte alla ricerca della sua auto dispersa. Nei dintorni ne filma decine consegnate all'Easy Parking e abbandonate ovunque. Quest'auto è in consegna il 24/8 e si trova in un parcheggio pubblico. Come si può vedere qui, io posso anche vedere il nome del proprietario, il suo numero di telefono. Questa macchina è aperta e contiene le chiavi di altre persone. Chiunque potrebbe venire qua e prendere una chiave. E pensare che già nei depositi ufficiali entrano un'infinità di automobili. Basta vedere le foto satellitari. Questo è il ritratto della situazione attorno a Malpensa. Un intricato gioco ad incastri, con macchine che possono finire persino in 10ª fila. Ma qual è il numero massimo di veicoli che questi parcheggi possono contenere? Lo abbiamo chiesto ai comuni interessati. Il comune di Cardano al Campo non ci ha risposto, il comune di Ferno non ci ha risposto e il comune di Sommalombardo non ci ha risposto. L'unico comune trasparente, Lonate Pozzolo. Ma perché tutti questi misteri? Mettiamo alla prova anche l'Easy Parking. La ricevuta non me la fa. Non le va il coso. Va bene, ok. E ancora una volta rientriamo anticipatamente. Questa volta al parcheggio l'auto non c'è. Non è qui, dovevano venire venerdì adesso. Ma perché, scusa, non è qua? L'altro deposito. Ah, ok. Ma sempre sorvegliato, però è di là. Un attimo di panico dovuto al nostro rientro improvviso, ma alla fine in 5 minuti la macchina è saltata fuori. Dal suo interno non è sparito nulla. Il contachilometri segna però 2 chilometri in più. Dove è stata la nostra auto? Basta seguire il GPS. Ecco il deposito, un pantano incustodito. Nonostante il sito prometta una pavimentazione antisporcizia, Una videosorveglianza 24 ore su 24 e nessuna brutta sorpresa. Ecco dove hanno tenuto la nostra macchina, parcheggio assolutamente non custodito, aperto, accessibile a tutti e sullo sterrato, quindi. l'avranno almeno trattata bene? Ecco le immagini della nostra telecamera nascosta.
Più che manovre di parcheggio, questa sembra una gara di rally. Mariella quale consiglio ci darà dopo la sua disavventura? Ma può provare con un altro aeroporto. Ah, dice proprio, cambiamo zona. Sì, cambi totalmente. Ottima dritta. Orio al serio, per esempio. Più piccolo, più modesto. Cosa potrà mai accadere? Mi vengono a prendere all'aeroporto e mi chiedono: ma lei è stato avvisato? Avvisato di che cosa? Quello... Dico no, che cosa è successo? Nulla, venga, adesso le spiegano e mi portano al parcheggio dove ho lasciato la macchina. Orio al serio 2017. Tra alcuni parcheggiatori scoppia una guerra. Non una rissa di strada tra imprenditori rivali, una vera e propria guerra, con agguati, assalti e armi. Le armi sono bottiglie incendiarie. Così, il 14 e 16 giugno, a 2 passi dalla pista di Orio al Serio, si consumano 2 clamorosi attentati. Il signore mi dice: venga con me, mi porta al primo piano di un edificio e io trovo la mia macchina in queste condizioni qui, completamente distrutta, bruciata, come i film. Quel giorno al Blue Parking di Grassobbio vanno in fumo 51 automobili. Ok, ma io adesso come torno a casa? E loro seriamente mi dicono: guardi, è successo a tanti, noi non possiamo aiutarla, la possiamo riportare all'aeroporto. Quindi nessun tipo di assistenza. Zero assistenza. Io stavo con mia moglie incinta, ci hanno lasciato all'aeroporto di Bergamo, da lì abbiamo dovuto prendere navetta, Milano Centrale, treno per Lugano con i bagagli. Nel frattempo, il mandante dell'attentato è stato condannato a 12 anni di reclusione. Ma chi paga per i suoi disastri? Mi dicono all'inizio che pagherà la copertura assicurativa, che non c'è problema. Dopo un mese mi dicono: no, guardi, l'incendio è doloso, la copertura assicurativa non paga. E come è andata a finire? Zero. La società ha dichiarato fallimento, l'avvocato mi ha detto: non posso aiutarla perché mi hanno tolto il mandato, non hanno pagato neanche me. Zero soldi. Zero. E non mi ricordo neanche se mi hanno detto mi dispiace. Eppure, nella prenotazione era ben specificato. Assicurazione completa in caso di furto, incendio e danni sulle auto parcheggiate, insomma, in una botte di ferro. Assolutamente sì. Quando lei ha sottoscritto il contratto, così c'era scritto. Ero andato a vedere, assolutamente sì. Qual è allora il consiglio di David? Magari fare qualche foto all'interno per far vedere che non ci sono graffi, che non ci sono ammaccature, eccetera, eccetera. Sperando di fare fotografie meno impietose delle sue. Nella stragrande maggioranza dei casi non capita nulla, ma prima di affidare la vostra macchina a qualcuno, informatevi bene.